grande significato a ricordare, proprio come sta scritto sulla colonna mozza, per non dimenticare coloro che hanno sacrificato ciò che di più caro avevano, di più grande, di più immenso che avevano, se si può dire più immenso, la propria vita. Ad organizzare la cerimonia quest'anno è stata la sezione di Marostica, secondo una rotazione ormai consolidata, con Verona e Asiago. Dopo tanti anni è ancora una manifestazione molto sentita. La prima, ricordiamo, è stata fatta nel 1920, quindi sono veramente tanti anni che siamo qui ed è bello vedere tutta questa gente, tutti questi alpini, tutti questi fedeli che comunque vengono a trovare l'Ortigara, che è rimasta nei cuori di tutti quanti. «40 ragazzi del campo Scuola Nazionale dell'ANA di Enego hanno preso parte domenica alla tradizionale salita al Monte Ortigara, raggiungendo la colonna Mozza in occasione della celebrazione in quota, dedicata al ricordo dei caduti. La presenza dei ragazzi ha rappresentato uno dei momenti più significativi della giornata, testimoniando il valore educativo del campo scuola, che attraverso esperienze sul territorio promuove la conoscenza della storia, il rispetto della memoria, i valori della solidarietà, del servizio e dell'amore per la montagna. L'idea di portare i ragazzi dei campi scuola qua su un punto storico degli alpini è da un po' che ce l'abbiamo. Purtroppo lo scorso anno abbiamo avuto difficoltà per il tempo, ma quest'anno eravamo veramente molto decisi e i ragazzi hanno accolto questo invito a salire qua su veramente alla grande. Si sono impegnati in questa settimana in allenamenti per poter essere pronti a salire in questa vetta. Hanno ascoltato la storia da parte di Giampaolo Marchetti, che è venuto là da noi ieri a spiegargli cos'è l'Ortigara, in modo che nel momento che sono qua su, nel momento della salita, vedano le montagne, ma non le vedano solo come una passeggiata, ma le vedano col valore storico che rappresenta questo luogo per tutti gli alpini. Raggiungere la colonna Mozza, monumento simbolo del sacrificio degli alpini e di tutti i soldati caduti sull'Ortigara, ha consentito ai giovani di vivere un'esperienza che va oltre l'escursione, un percorso di riflessione e consapevolezza nel segno della memoria e della pace. Ho conosciuto gli alpini fin da quando ero piccola perché nella mia famiglia ci sono degli alpini e venire qua su oggi è stata un'emozione indescrivibile, soprattutto perché è molto bello poter ricordare la nostra storia e mandare avanti la memoria. Salire sull'Ortigara mi ha scatenato forti emozioni di amor di patria e anche mi ha fatto riflettere su come dei giovani della nostra età possano aver accettato la chiamata della patria per venire a difenderla. Mi ritengo molto fortunata di essere qui oggi perché non è stata una semplice gita, ma è un momento per non dimenticare tutti i caduti che hanno dato la vita per noi. Ai 40 ragazzi del campo scuola di Enego se ne sono aggiunti altri 10 che dopo aver partecipato ad un altro campo scuola in forma spontanea si sono dati appuntamento per condividere un momento di intensa partecipazione nel luogo simbolo di una delle battaglie più dure della Prima Guerra Mondiale. E questo è un bene, vuol dire che i campi scuola cominciano a dare i propri frutti, i ragazzi ci vedono come alpini, sanno riconoscere dei valori quando questi gli si presentano davanti e quindi dobbiamo dal nostro punto di vista continuare su questa strada, portare avanti quello che sono la storia, i valori di un corpo che da 109 anni continua nel territorio italiano. È tempo di dichiarazione dei redditi, il che significa tempo di 5 per 1000, in un momento in cui ogni piccolo contributo può aiutare a sostenere le iniziative di diverse associazioni. È caso di ricordare che tra queste esiste anche l'Associazione Nazionale Alpini. Destinare il 5 per 1000 all'ANA attraverso la Fondazione ANA Onlus è un gesto semplice che non comporta alcun costo aggiuntivo per il contribuente, ma che può fare la differenza nel sostenere attività di grande valore sociale. Si tratta infatti di una quota dell'IRPEF che verrebbe comunque versata allo Stato e che grazie a una semplice firma può essere indirizzata a progetti di assistenza, solidarietà e protezione civile portati avanti dagli alpini.
La scelta può essere effettuata in diversi modi. Nel modello 730 o nel modello redditi è sufficiente firmare nel riquadro dedicato al sostegno degli enti terzo settore e riportare il codice fiscale dell'ente sotto la firma. Anche chi presenta soltanto la certificazione unica può contribuire. Infine, chi utilizza la dichiarazione precompilata online può inserire direttamente i dati attraverso il portale dell'Agenzia delle Entrate. Per effettuare la donazione basta inserire il codice fiscale della Fondazione Ana Onlus che vedete in sovrimpressione nell'apposita sezione dedicata al 5 per 1000. Un piccolo gesto, dunque, che può trasformarsi in un aiuto concreto per sostenere il lavoro quotidiano degli alpini al servizio della collettività. Con il tuo 5 per 1000 puoi essere al nostro fianco. Dona il 5 per 1000 all'Associazione Nazionale Alpini. Sempre avanti, insieme. Cari telespettatori della Tenda TV, ben ritrovati sulla nostra rubrica estiva A Tutto Grest, una rubrica che vuole raccontare la vivacità, la bellezza delle attività nelle nostre parrocchie, delle parrocchie della diocesi di Vittorio Veneto durante il periodo estivo. Raccontare la vita delle comunità, raccontare l'esperienza che i giovani fanno, delle famiglie, dei bambini, dei ragazzi, raccontare il senso di condivisione e di gioia che animano i nostri oratori. Oggi ci troviamo al Grest San Giovanni Paolo II della parrocchia di San Vendemiano. Andiamo a conoscere i protagonisti di questo splendido Grest, andiamo a vedere i volti, le attività, i giochi, i laboratori che vengono proposti da dei bravissimi animatori ai bambini di questa comunità. Insieme a noi, tutti insieme, girls and boys, ma cantare inizia lei, dopo tu risponderai. Don Federico Amianti, cappellano di San Vendemiano e di Zoppè e Saccon, siamo qui con te, raccontaci un po' il Grest di San Vendemiano. Beh, ci sono 250 ragazzi dalla prima elementare alla terza media, tenuti da animatori, un centinaio, dalla prima alla quinta superiore, naturalmente anche con i volontari adulti che ci aiutano nelle varie incombenze della giornata. Il Grest comincia alle 8:45 del mattino e finisce alle 16:30 del pomeriggio, c'è la possibilità di mangiare qui in oratorio. Tanti bambini, tanti ragazzi, tanti animatori. Com'è la preparazione a questo Grest? È un Grest, diciamo, di queste dimensioni richiede una preparazione fatta per tempo, quindi noi partiamo alcuni mesi prima e organizziamo per gli animatori gli incontri di formazione perché abbiano la possibilità di capire cosa significa stare con i ragazzi, prendersi cura dei bambini, farli divertire e soprattutto trasmettere loro quello che è il messaggio del nostro Grest, che è un Grest che vuole parlare di Gesù e del Vangelo. E per questo facciamo 5 incontri di formazione aiutati da degli esperti che organizziamo a partire da maggio, proprio pensati per i ragazzi delle superiori. Tutti i temi del Grest sono pensati da un'equipe di volontari giovani che già alcuni mesi prima del Grest si ritrovano per cercare di pensare qual è il modo migliore per trasmettere il messaggio che vogliamo portare loro. Quest'anno il titolo del Grest è Dalla parte giusta, e la parte giusta è proprio quella di Gesù. Il messaggio che vogliamo dare è insegnare ai ragazzi che scegliere una vita cristiana non è una scelta come le altre, è una scelta che comporta delle responsabilità, del coraggio e la voglia di voler bene agli altri. Quindi attività di laboratorio, gioco, ma anche un momento insieme all'inizio con una proposta degli animatori.
Qual è l'ambientazione che avete scelto quest'anno per caratterizzare questo Grest 2026? Grazie a un gruppo teatrale molto preparato, quest'anno noi proponiamo come ambientazione un'ambientazione western, precisamente il famoso film italiano Lo chiamavano Trinità, nella quale si seguono proprio due personaggi, due attori che vorrebbero fare i banditi, ma che in realtà poi si ritrovano ad aiutare gli altri, ad aiutare l'oppresso, ad aiutare chi è in difficoltà. E quindi questo western con il tono molto divertente ci sembrava molto bello per trasmettere il messaggio che avevamo in mente. E tutti i copioni sono stati estesi dagli animatori stessi del gruppo teatro, che hanno anche pensato ai costumi e all'ambientazione per rappresentare in scena quello che è un film amato davvero da generazioni di italiani. Siamo qui con Gabriele. Gabriele, come sta andando il Grest qui a San Vendemiano? Sta andando molto bene. Abbiamo iniziato settimana scorsa, ma comunque sta andando molto bene questa esperienza estiva qui a San Vendemiano. Angelica, cosa ti piace di più del Grest di San Vendemiano? Stare insieme ai bambini e fare le attività di gruppo, quelle che facciamo in aula. Maria Vittoria, raccontaci qualcosa delle attività che fate nei gruppi. Ci sono diverse attività nei gruppi, specialmente al mattino, e sono attività comunque che istruiscono il bambino e gli fanno capire nuove cose, scoprire nuove cose. Davide, raccontaci qualcosa della mattina degli animatori e anche dell'inizio del Grest qui a San Vendemiano. Allora, noi arriviamo qua verso le 8:30 per fare la preghiera animatori e successivamente dopo abbiamo i balli di gruppo con gli animati e il teatro. Successivamente adesso abbiamo appena finito l'attività di gruppo, che è un'attività più formativa. Adesso abbiamo la ricreazione, poi dalle 11 a mezzogiorno abbiamo i giochi e infine dopo andiamo a casa per la pausa pranzo, la maggior parte degli animatori. Filippo, è la tua prima volta al Grest? Hai fatto altre esperienze? No, ormai è il quarto anno che faccio qua al Grest, ogni anno è sempre più bello. Raccontaci qualcosa magari dei pomeriggi che fate con i ragazzi. I pomeriggi, la prima attività sono i giochi senza frontiere, poi successivamente vengono divisi nei vari laboratori con i vari responsabili. Ogni mattina il Grest si apre con una scenetta preparata da voi animatori. Quanto lavoro c'è dietro e quanto piace soprattutto ai bambini? Beh, allora i bambini si divertono sempre molto. Il lavoro dietro è molto, al mattino veniamo qua alle 7:35 per provare la scenetta che faremo alle 8:30 e poi ci fermiamo dopo pranzo per provare quella del giorno dopo. E comunque c'è tutto il lavoro per preparare i costumi, scrivere il copione, fare gli oggetti di scena e tutto quello che vedete comunque è realizzato da noi con il nostro impegno, però ci mettiamo la passione e siamo molto contenti di farlo. Siamo qui con Ronzino, un personaggio fondamentale di questo Grest. Ronzino, come sta andando il Grest a San Vendemiano? Che discorso lungo. Sta dicendo che sta andando benissimo, che si sta divertendo, che ti danno tante carote, hai detto anche, e che i bambini sono come sono i bambini, non ho capito? Ah, sono stupendi e meravigliosi. Allora direi che dobbiamo fare un applauso al nostro Ronzino. Voi siete? Aida, Matilde, Gioia, Elison. Da quanti anni vieni al Grest di San Vendemiano? Questo è il sesto. Che cosa ti piace allora di più del Grest e perché ogni anno ritorni? Ritorno per la compagnia, per le attività pomeridiane, per i giochi, un po' per tutto. Gli animatori sono bravi? Sì, dai, sì. Senza di loro non si potrebbe fare niente, quindi. Che cosa ti piace di più della mattina al Grest di San Vendemiano? La scenetta, perché è molto divertente e gli attori sono molto bravi e riescono a interpretare bene la storia. Al Grest fate anche qualche uscita, qualche gita? Sì, molte. Ogni venerdì facciamo una gita o un'uscita, tipo lo scorso venerdì abbiamo fatto la biciclettata e questo venerdì andremo a vedere un museo degli aerei storici.
Consigliereste il Grest alle vostre amiche? Io sì, molto, perché comunque, come ha detto prima Ida, si sta bene in compagnia e è molto bello, anche si fanno belle cose, sì. Salutate i telespettatori della Tenda TV. Ciao! Il vostro oratorio è davvero ampio, grande, con tanti spazi sia all'esterno che all'interno. Vediamo qui sulle queste pareti anche i disegni dei Grest passati. Di cosa ci puoi raccontare? Ogni anno, grazie alla capacità artistica dei nostri animatori, viene fatto un murales sul tema dell'anno. Abbiamo visto quello del 2024 sull'Isola del Tesoro, che è il tema teatrale che abbiamo messo in scena. E questi murales sono realizzati dai ragazzi nei laboratori che si tengono al pomeriggio. Ci sono chiaramente degli animatori preparati con capacità artistiche e cerchiamo così anche di abbellire il nostro oratorio per tutto l'anno. Qui possiamo vedere il murales del Grest dell'anno scorso, ambientazione Tre Moschettieri, e questo è proprio il lavoro che hanno realizzato gli animatori assieme ai ragazzi. Quest'anno, come dicevamo, con il tema lo chiamavano Trinità, stiamo già realizzando il nuovo murales, eccolo qui, in cui possiamo vedere Bambino e Trinità, Bud Spencer e Terence Hill, e pian piano stanno emergendo le figure dei loro avversari e della famiglia di coloni in difficoltà che aiuteranno. Don Marco Zarpellon, parroco di San Vendemiano, di Zoppè e di Saccon anche. Cosa vuol dire fare il Grest in una parrocchia? Qual è il valore aggiunto in una comunità di questa esperienza? Il valore aggiunto sicuramente è quello del servizio dei ragazzi. Io ho sempre fatto Grest pensando all'importanza che ha di impegnare nel servizio dei più piccoli gli animatori, insomma, quindi formare gli animatori, far sì che siano gruppo, che si mettono al servizio dei ragazzi più piccoli con generosità, nella preparazione pre-Grest, nell'attuazione, nella sistemazione. Io dico così, per me il Grest è fatto soprattutto per gli animatori, poi abbiamo anche tanti ragazzi, bambini, famiglie che beneficiano di questo servizio e quindi questa è una conseguenza bella, però innanzitutto dal punto di vista del servizio pastorale, dell'azione pastorale, è un modo per coinvolgere i ragazzi delle superiori per un fine buono e anche cristiano, perché non facciamo soltanto animazione o impegniamo il tempo libero dell'estate, ma cerchiamo anche di dare un profilo di fede, c'è un momento di preghiera, c'è un momento di riflessione, c'è un filo conduttore che è un modo per annunciare il Vangelo ai più piccoli, approfittando di avere tanto tempo a disposizione con loro. Penso che sia questo in sintesi. E cosa si può portare a casa un giovane, un animatore che dedica dei mesi della propria estate, delle proprie vacanze per vivere questo servizio? A me pare che i ragazzi, quando cominciano a fare questo servizio, abbiano, come dire, il freno a mano tirato, no? Perché vuol dire sacrificio, vuol dire tempo, vuol dire formazione. Poi man mano che si va avanti, no? Di settimana in settimana, notiamo che ci sono davvero quasi tutti, ma alcuni in particolare ti fanno capire che l'esperienza di servizio cresce man mano che loro si rendono conto di fare qualcosa di gratuito che gli riempie il cuore. Quindi potersi interfacciare, conoscere, riconoscere dai bambini, portarli nel cuore, fa sì che pian piano i ragazzi si sentono che questa sì è la loro casa, gli animatori sentono che questa è la loro casa, ma che la relazione che hanno con i ragazzini è una relazione veramente fraterna, si vogliono bene, quindi io penso che questo sia una bella traccia evangelica, insomma, tanto è vero che quando finisce il Grest c'è sempre il senso della delusione che tutto sia finito, si andrebbe avanti per inerzia, penso per altre settimane, con tanta meno fatica e con tanta più gioia forse, perché si è capito il valore della generosità gratuita, è quello che cresce insomma di settimana in settimana, mi pare di poter dire. Siamo qui al bar dell'oratorio con Mariangela e Marina. Qual è il gusto di ghiacciolo più venduto al vostro bar? Il limone. Cosa vuol dire mettersi a disposizione della parrocchia in questo servizio per i ragazzi e per gli animatori?
mi fa piacere aiutare, visto che comunque i miei figli vengono qui al Grest, poter anche io dare una mano, visto che la parrocchia dà questa grande opportunità per trascorrere l'estate in un modo sereno e anche sano, con dei bei valori ai nostri ragazzi. Voi vi chiamate? Santiago. Ines. Che cosa vi piace di più del Grest? Stare in compagnia con gli amici e giocare a calcetto. Mi piace la scenetta e mi piacciono i laboratori al pomeriggio. C'è un laboratorio che ti piace in particolare? Mi piace il laboratorio di traforo. Tagliamo il legno per fare delle forme. Siamo in chiusura di questa puntata di A Tutto Grest dall'oratorio di San Vendemiano con Don Federico. Don Federico, l'esperienza del Grest cosa lascia ai ragazzi, cosa lascia agli animatori, alle famiglie e anche alla vostra comunità di San Vendemiano? Tutto l'anno, quando incontro i bambini e i ragazzi che hanno frequentato il Grest, mi dicono: ciao Don, quando è che ricomincia il Grest? Effettivamente il Grest sono 4 settimane in cui i ragazzi si divertono tantissimo, si sentono amati, e quello che mi preme dire è che il Grest non è solo un luogo in cui i ragazzi possono stare quando le scuole sono chiuse o che aiuta i genitori che sono al lavoro per tenere i ragazzi sorvegliati. No, il Grest è proprio la comunità cristiana che si prende cura delle nuove generazioni nel periodo dell'estate, facendo vivere l'oratorio, luogo in cui si vuole seguire Gesù. E questo è quello che proviamo a fare qui nel Grest di San Vendemiano, e per questo voglio davvero ringraziare tutti i volontari che ci aiutano a portare avanti questa iniziativa della nostra comunità. Da San Vendemiano è tutto, dall'oratorio San Giovanni Paolo II concludiamo la nostra puntata di A Tutto Grest. Ricordo che potete rivedere questa puntata sul sito www.latendatv.it e sul sito dell'Azione. Un caro saluto a tutti.
Cari amiche e cari amici, ben ritrovati. 4 passi, la trasmissione che vi porta alla scoperta delle bellezze del territorio vittoriese. Do il benvenuto, il ben trovato ancora una volta qui a Silvia Bevilacqua, qui nei nostri studi della Tenda TV, che oltre ad essere protagonista dei documentari che vi stiamo proponendo in questo ciclo di trasmissioni, ci aiuta anche a entrare un po' nel contesto e quindi ci dà una sorta di anticipazione, di anteprima di quello che vedremo tra pochi minuti. Silvia, dove ci porterai oggi? Oggi andiamo alla Madonna della Tosse. È un luogo vittoriese che più o meno tutti affermano di conoscere, ma che in realtà pochi sanno poi raggiungere in autonomia. Siamo nel contesto intorno alla Pieve di Sant'Andrea, in un luogo di pace e di serenità immerso nel verde. Questa chiesetta, che nella forma attuale risale al 1924, un'oasi di pace che paradossalmente si trova a pochi passi dall'uscita sud del traforo di Sant'Augusta, quindi sembra impossibile avere questo spazio davvero di serenità e di silenzio a ridosso di un punto stradale così importante per la città. Ecco, molti magari nel corso delle passeggiate, delle loro passeggiate qui sul nostro territorio, ci saranno passati davanti oppure ci saranno passati vicino, però magari pochi sono effettivamente entrati all'interno di questa piccola chiesetta, e quindi tu ci porterai proprio dentro la chiesa. E certo, questi video ci portano dentro la chiesa, innanzitutto a scoprire la sua storia e a scoprire le opere d'arte che in esse si conservano. Entro subito nel merito delle opere d'arte perché abbiamo 3 elementi. Il primo è la cosiddetta Madonna della Tosse, quindi un piccolo dipinto, olio su tavola, di cui non sappiamo riconoscere l'autore, non abbiamo notizie, molto scuro proprio dal nero fumo delle candele. E questo nero fumo è proprio il segno delle antiche devozioni. Quante mamme hanno acceso una candela davanti a questa immagine dopo aver benedetto con l'olio di una lampada lì presente, dopo aver benedetto, diciamo, fatto una croce sulla gola dei propri bambini. Le affezioni delle vie respiratorie, la pertosse, che però noi abbiamo sempre chiamato la tos cattiva o la tos pagana, no? Proprio a dare l'idea di qualcosa di davvero sinistro, erano dei problemi che fino a non pochi decenni fa avevano anche questa particolare taumaturgia qui in questo luogo. La seconda opera d'arte è una bellissima opera di Luigi Cima che ci racconta della Madonna della Neve, perché in realtà la titolazione della chiesa vera è alla Madonna della Neve che ricorda il miracolo della nevicata d'agosto, del 5 di agosto sul Colle Esquilino, dove poi insomma è stata fondata la chiesa di Santa Maria Maggiore a Roma. Noi la conosciamo adesso anche perché è il luogo scelto da Papa Francesco per la propria sepoltura. Il terzo elemento sono 2 pannelli contemporanei, fatti 2 anni fa, da Anna Maria Trevisan, che raccontano della devozione, di quella devozione che fino agli anni 40 c'era in questa chiesa. È molto importante questo perché in un progetto di riqualificazione, di pulizia, di sistemazione del tetto, si è pensato anche di introdurre un'opera di arte del nostro tempo, di arte contemporanea, di una pittrice vicentina ma molto presente nel nostro territorio, perché in fondo quello che manca a volte è proprio nell'arte sacra l'agire con opere del nostro tempo. È giusto restaurare, ma è anche giusto lasciare un segno contemporaneo. Certamente, quindi questo quello che vi racconteremo tra poco, ma l'abbiamo fatto anche nelle scorse puntate. A noi piace vedere quello che c'è attorno, quindi in che contesto si inserisce in questo caso la chiesetta della Madonna della Tosse. Quindi dopo andremo a vedere anche altri luoghi a noi molto familiari, soprattutto mi rivolgo ai telespettatori di Vittorio Veneto, ma magari altri luoghi altrettanto interessanti per chi ci guarda da fuori. Certo, sono partita parlando del contesto, no? Del contesto ambientale di questo luogo, ma abbiamo fatto così, come dire, allargato lo sguardo, segnalando, facendo dei video per ognuno dei segni del sacro che da qui si vedono.
Innanzitutto ovviamente il santuario di Sant'Augusta e poi anche la Madonna della Salute, che sono accomunati, questi due siti molto frequentati del nostro territorio, che hanno antichissime devozioni ma ancora vive, dal fatto che entrambi sono stati trasformati, diciamo, in occasione della peste del 1630, la peste manzoniana, quando Venezia fa un voto importante e promette e realizzerà la chiesa della Madonna della Salute, chiede a tutte le città a lei sottomessa, quindi anche a Ceneda e a Serravalle, di fare dei voti, di fare di prendersi degli impegni in questo senso, e Serravalle sceglierà di ricostruire di fatto il santuario di Sant'Augusta e di creare la salita, mentre Ceneda sistemerà l'antico romitorio dedicato a San Colombano per farne proprio la Madonna della Salute. E in più abbiamo valorizzato anche una chiesetta sconosciuta spesso, che è la chiesa dedicata a San Mamante, che si trova in cima, potremmo dire, all'anfiteatro di Rindola, a metà tra la cima del Pizzocche e la zona di Sant'Andrea, dove si venera questo santo africano molto antico, una piccola chiesetta immersa in un contesto straordinario. L'ultima tappa che vi cito, ma in realtà è la prima che troverete nei video, è ovviamente anche la Pieve di Sant'Andrea, e lì non c'è una narrazione completa della chiesa di Sant'Andrea, ma siamo andati ad individuare quali sono i santi taumaturghi, quindi che si sommano, no, alla Madonna della Tosse, presenti raffigurati in opere pittoriche nella Pieve di Sant'Andrea, proprio per comporre questo sorta di pantheon di santi taumaturghi che erano davvero importanti nel nostro passato. Ecco, quindi tanta carne al fuoco, come avete avuto modo di sentire e come vedremo tra pochissimo. Anche in questo caso, grazie a chi è stato possibile realizzare questi video? Ecco, squadra che vince non si cambia, e quindi l'architetto Susanna Maset, che ha curato per la parrocchia di Sant'Andrea tutto il progetto PNRR, e che sappiamo sono cose molto complesse, Emanuele Aruggio, che ha curato il restauro di alcune parti che ne necessitavano e poi della pala d'altare. Citerei anche appunto Anna Maria Trevisan, che ha realizzato le due opere moderne, Federico Campodall'Orto, che sempre al di là della macchina da presa per cercare di gestire al meglio queste occasioni di conoscenza, e la ditta Bags for Dream, che ha questa tecnologia che ci permette, inquadrando una cartina, di far partire questi video e di concentrare la nostra attenzione sui diversi aspetti. E ovviamente ringraziamo e salutiamo anche la parrocchia, ovviamente, come in questo caso anche nelle altre occasioni. Direi che è giunto il momento di proporre ai nostri telespettatori il documentario che ci porta alla scoperta, o meglio a fare 4 passi alla Madonna della Tosse in quel di Sant'Andrea a Vittorio Veneto. Siamo a Rindola Bassa, a pochi passi dalla Pieve di Sant'Andrea, in un pregevole contesto naturalistico. Una lapide all'esterno della Pieve di Sant'Andrea ricorda il pievano Don Biagio Pever. A lui dobbiamo la valorizzazione della chiesetta della Madonna della Neve. L'epoca in cui venne eretto un primo segno del sacro in questo luogo non è nota, e non sappiamo nemmeno se la devozione più antica fosse alla Madonna della Neve. Ricordiamo che questa dedicazione si lega alla fondazione della Basilica Romana di Santa Maria Maggiore. Ma per tutti questo luogo è la Madonna della Tosse. Fa memoria di un'antica pratica, quella di portare qui i bambini per benedire le loro gole e per proteggerli così dalle afflizioni dell'apparato respiratorio. Il terreno su cui sorge questo segno del sacro era anticamente di proprietà dell'ospedale di Serravalle. Nel 1868